Il fabbricato della loggia è stato voluto dal conte Balbi Valier ancora a fine 800 e fa parte di quel grosso intervento di riqualificazione generale del centro del Trevisan. Infatti a fine 800 sia l'intervento della loggia sia l'intervento del municipio e sia il ponte ai primi del Novecento sono stati gli elementi cardini su cui si è basata poi la ristrutturazione globale del centro. Quindi l'edificio in particolare aveva un ruolo di riunire quello che era l'aspetto del mercantile che veniva svolto in piazza e quindi dava un luogo per i mercati del grano e altre faccende. Questi sono gli elementi fondamentali, insomma, storici di questo fabbricato. Dal punto di vista architettonico è una caratteristica di uno stile neoclassico, potremmo dire, quindi riprende un po' i motivi tipici del periodo dell'uso dello storicismo in architettura. Ecco. Ma l'intervento ha riguardato in particolare le facciate, il recupero delle facciate. E siamo intervenuti inizialmente con delle indagini, con dei tasselli, delle valutazioni su quelle che erano le situazioni in essere, con gli interventi avvenuti in vari periodi e in varie tecniche. Il lavoro fatto è stato quello di cercare di ritrovare attraverso dei tasselli e delle valutazioni i colori originari e riproporli con dei materiali il più possibile vicini al periodo. In particolare un intervento significativo è stato il recupero delle colonne classiche, che è stato svolto proprio da personale specializzato in restauro, anche se il fabbricato non è vincolato, pur essendo un fabbricato di una qualità architettonica importante. Quindi il lavoro è stato quello di appunto riproporre l'immagine originale che ovviamente era stata modificata in vari periodi. Insomma, ecco. È un motivo di grande soddisfazione l'essere stati chiamati ad operare su di un edificio prestigioso quale è il loggiato ottocentesco dei Pieve di Soligo, che non è solo un esempio di gradevole e di armoniosa architettura, ma anche un simbolo fortemente identitario per la comunità pivigina. NGE, la nostra azienda, ha operato con proprio personale specializzato e anche contando sulla collaborazione di alcuni valenti artigiani locali. In particolare, durante l'esecuzione dei lavori in questo cantiere, abbiamo avviato con il centro di formazione Villa Fabris di Thiene un momento formativo sugli interventi che hanno interessato il colonnato. NGE è un'azienda che ha sede legale a Farra di Soligo, opera in tutta Italia con interventi di riqualificazione e di restauro dei fabbricati storici, degli edifici monumentali. Attualmente siamo impegnati qui vicino a Venegazzù, dove stiamo concludendo il restauro conservativo delle superfici parietali del campanile. Altre iniziative poi anche localmente verranno attuate nel volgere di breve tempo, per cui è un'azienda presente sul territorio, molto dinamica e lo è grazie al fatto che può contare su proprio personale altamente specializzato e motivato e anche su collaborazioni con artigiani e restauratori professionali.